In questo video voglio spiegarti perché mirare al corpo non cura la persona. In altre parole, in questo video voglio spiegarti perché tutte le terapie manuali, come per esempio l'esercizio anche terapeutico, che è un esercizio che mira a riallineare, a rinforzare il tuo corpo per curare una problematica cronica di anni. Se quell'esercizio terapeutico non ha una parte psicologica che ti dica che tu non sei rotto, non sei rotta all'interno, ed è questa parte la più importante della soluzione se soffri di dolori persistenti al collo, alla schiena, che c'è qualcuno che ti dica che il problema non è nelle tue ossa, non è nei muscoli. E in questo video ti faccio vedere attraverso questa lavagna perché è così. Non è semplicemente teoria, sono cose che io faccio in pratica ogni giorno per i miei pazienti, per me stesso. Molti di voi che mi seguono nel mio canale sapete che ho sofferto di dolori persistenti al collo per diverso tempo, non solo al collo, e ho provato tutte le terapie possibili che almeno io conoscevo sono la maggior parte di terapie che hai provato praticamente magari anche te. Quindi oggi in Italia la cosa che si dice più spesso, al di là delle terapie manuali, è che l'esercizio terapeutico è quello che funziona di più. Quindi vedrai magari delle testimonianze di persone che stanno meglio con l'esercizio terapeutico. Cosa intendo come esercizio terapeutico? Parliamo di fisioterapia principalmente, dove se soffri di dolori persistenti o sbandamenti o cervicalgia, ti hanno detto ok, fai questo movimento, gira a destra, gira a sinistra, rinforza i muscoli del retro del collo, rinforza i muscoli di fronte al collo, fai questo movimento, fai questo, respira così, respira cosà. Ok, tutto questo non voglio dire che non funziona, ma voglio dire che va semplicemente alla superficie del problema. Questo può essere un supporto all'inizio, ma non è il problema, non è la soluzione al problema. Perché? Qua ti sto facendo vedere come funziona il nostro corpo. Ok, la parte esterna è il nostro corpo, quindi la superficie del nostro corpo. Questa vedila come una cellula, ma in realtà noi siamo fatti così. C'è la superficie del nostro corpo, il nostro collo, la nostra schiena, e poi c'è tutto il sistema nervoso che si collega al nostro centro. Il nostro centro, in questo caso, è la nostra consapevolezza, il nostro inconscio. Quando parliamo di dolori cronici o dolori acuti, stiamo parlando che in modo acuto c'è una problematica sulla superficie del nostro corpo. Stiamo parlando quindi di una rottura, di un tumore, di qualcosa che c'è fisicamente nella superficie del nostro corpo, che è visibile. Quindi stiamo parlando di principalmente rotture, fratture, ok? Causate da incidenti, principalmente da infortuni. Quindi un dolore acuto, stiamo parlando di dolore, dura fino ai 3 mesi. Entro i 3 mesi, spontaneamente, questo dolore qua si va a curare. Da solo. È vero, ti può servire un po' di fisioterapia per supportarti al processo di guarigione, ma attraverso l'infiammazione e l'immobilizzazione di una parte che è dolorante dopo frattura, dopo post intervento, questo dolore qua guarisce. Anche i post chirurgici entro i 3 mesi guariscono. Se il problema va avanti dopo i 3 mesi, qua c'è un qualcosa che non sta funzionando all'interno del nostro corpo, non all'esterno del nostro corpo. Infatti ti sarai fatto fare differenti analisi da medici che ti hanno detto che nella superficie del tuo corpo è tutto a posto. E quindi ti stanno dicendo, probabilmente devi andare dallo psicologo, probabilmente è tutta una questione di ansia, probabilmente. Quindi ti stanno
dicendo che nella parte esterna tutto è ok, che devi andare verso l'interno del tuo corpo per trovare la soluzione. Chi ti dice così ovviamente ha ragione, ma non ti sta dicendo poi tutta la storia. E io qua voglio dirti tutta la storia perché voglio prepararti su quello che puoi fare e non voglio che perdi ulteriormente tempo con terapie che vanno a mirare al corpo. Perché sì, possono supportarti, perché sì, possono darti un beneficio nel momento, ma tu non vuoi il beneficio nel momento, tu vuoi fare una cosa che funziona per lungo termine. Ora, io ho sofferto di cervicalgia per 5 anni, 5 anni, avrò speso non so quanti migliaia di euro in cure che miravano al corpo. Quindi ho iniziato con massaggi, perché ovviamente la cervicalgia non passava, facciamo i massaggi, facciamo l'agopuntura, facciamo a questo punto della fisioterapia. E qua, fisioterapia, ci dividiamo in due punti. Chi fa fisioterapia manuale e chi fa esercizio terapeutico. Nella fisioterapia manuale molti sono osteopati. Ora, quello che sta succedendo qua è che stiamo cercando di muovere qualcosa dall'esterno per modificare un problema interno. Questo può funzionare se il problema è sotto i 3 mesi. Se va sopra i 3 mesi sappiamo che neuroscientificamente c'è qualcosa nel livello del cervello, sistema nervoso centrale, che si è modificato. L'attivazione quindi del cervello va a creare il dolore dove anche nei problemi in cui nel corpo non c'è nulla. Quindi facciamo caso che il problema era qua, i primi 3 mesi, è guarito, non c'è più il problema, non c'è più il problema, qua non c'è più il problema, ma è rimasto qua, nel cervello, nel sistema nervoso centrale. E lo chiamiamo quindi cronico. Ma cronico non vuol dire che non puoi guarire. Quindi se tu hai un problema cronico e ti hanno detto te lo devi tenere, cambia persona a cui ti rivolgi. Che sia un dottore, che sia chiunque sia. A meno che questo dolore cronico non sia dato da una problematica strutturale. Parliamo di tumori o infezioni. Ok? Tumori, infezioni principalmente. Quindi non stiamo parlando di questa parte qua noi, stiamo parlando di problematiche che non hanno nulla a che vedere con problematiche gravi. Quindi dolori cervicali. Hai dolore cervicale, fai questa roba, osteopatia, nulla funziona, questo ci sono passato io, ci sono passati 100.000 miliardi di persone da questo punto, e allora dici ok, vado a fare psicoterapia. Ma chi fa la psicoterapia deve capire come funziona il dolore cronico nociplastico, ovvero quello dato dal cervello, perché è stato memorizzato nel centro del nostro essere. Quindi la psicoterapia può funzionare se va a modificare questa parte, non deve modificare l'esterno, ok? Quindi quella che tu vai a fare normalmente di psicoterapia è la cognitivo-comportamentale. Questo si fa, questo è stato studiato tantissimo a livello neuroscientifico sui dolori, dà del supporto, ma non dà del supporto come altre pratiche che ti sto per dire. E la pratica principale che io dico è la pratica di consapevolezza. Quindi la consapevolezza parte dal fatto che tu non hai nulla a livello esterno e il problema arriva all'interno, è interno. Ora ti metto una parola qua all'interno, questa, love, che secondo me suona meglio in inglese che in italiano. Love, amore. Ciò cosa vuol dire? Che nella parte centrale del nostro essere qualcosa
sta ancora male. È male perché potrebbe esserci stato un trauma, potrebbe esserci stato tanto conflitto interiore, potrebbe esserci stato un dolore acuto, quindi anche traumatico fisicamente, che non vuole, che è diventato cronico perché è lì per proteggerti e non vuole liberarsene. Questo è l'essere, non vuole liberarsene, quindi sei tu, ma inconsciamente. Quindi qua stiamo parlando di conscio, meccanismi consci, e qua stiamo parlando di meccanismi inconsci. Ci sono differenti soluzioni che vanno a mirare a questo inconscio, ma prima di entrare nell'inconscio dobbiamo entrare dal conscio. Non si può entrare nell'inconscio direttamente, ok? Nel mio canale potete trovare differenti meditazioni auto-ipnosi, ma non è che semplicemente facendo una meditazione auto-ipnosi tutto cambia. Ti deve essere spiegato che il tuo problema non è esterno, ma è interno. E non te lo stai inventando, perché la tua cervicagia la senti, è vera, il dolore è vero, ma è generato dal cervello. Quello che senti qua sono i rami di un albero e le radici di quell'albero sono all'interno di te. Quello all'interno di te è la tua emotività, come una parte di te ancora ha paura di liberarsi, di aprirsi. E c'è una parte di te che è così, perché questa parte inconscia ha delle caratteristiche molto, molto particolari. Stiamo parlando di poca autostima, senso di perfezionismo, controllo su tutto, voler arrivare a raggiungere prestazioni eccellenti nel nostro lavoro, nella nostra vita, preoccuparsi sempre per gli altri, mai per noi stessi. Molte persone che stanno guardando questo video probabilmente hanno dei bambini piccoli, perché guarda caso quella persona lì che stai accudendo ti sta prendendo tutta la tua energia, che è una cosa bellissima, ma devi capire che quell'energia che tu stai spendendo per questa persona, se all'interno di te non è bilanciata con ok, mi prendo cura di questa persona ma mi devo prendere cura anche di me, se questo conflitto è presente, questi dolori persistenti possono andare avanti per tutta la vita, fin quando non capirai questo meccanismo, che siamo fatti di due porzioni, se non di più, esterna al nostro corpo, che segue le dinamiche interne del nostro inconscio, e questo inconscio, per chi soffre di dolori persistenti, è un inconscio che ha ancora paura, è fondato sulla paura. Il dolore cronico è un'epidemia di paura, di ansia. Quindi quando parliamo di ansia, paura, arriva da qualche cosa. Quindi non è essenziale andare a lavorare su queste terapie, ma anche su questa, l'esercizio terapeutico, perché io ho provato tanto esercizio terapeutico. Pensa, arrivo da una formazione in fisioterapia, sono un fisioterapista, laureato in fisioterapia. Secondo te non ho mai provato l'esercizio terapeutico? Secondo te non ho mai dato esercizi terapeutici ai miei pazienti? Non funzionavano. Quindi io posso prendermi adesso tutte le critiche dei miei colleghi che mi dicono ma cosa stai dicendo, ma su cosa è fondato quello che dici? Ci sono veramente tanti studi scientifici a riguardo su questo. E se non ti fidi di me, guarda le testimonianze di persone che sono ritornate a stare bene, che siano qui in Italia o all'estero. Per esempio, se all'estero puoi vedere tanto su Dottor Sarno, oppure il terapista Dan Buio, ok? Che è praticamente quello che faccio io qua. Miriamo quindi sul dare sicurezza al proprio corpo all'interno. Una parola che ti devi stampare nella fronte, una frase, è dire io sono al sicuro, io mi sento al sicuro. Anche se tu fuori ti senti rotto, fuori non riesci a camminare, fuori ti senti senza energia, ma quello è sono semplicemente the branches in inglese, i rami
di un albero. Questi sono i tuoi rami, questo è l'albero, le radici. Ora, tutte le terapie là fuori ti dicono di accorciare i rami, di smussare, di togliere le foglie, togliere quelle marce e metti quelle nuove, tieni quelle verdi. E nessuno, o pochissimi, ti avranno detto che il problema è qua, è nella radice del nostro cervello. Ovviamente dobbiamo arrivare dentro il cervello per capire che il problema è lì. Ci sono delle risonanze funzionali che ci dicono che un'emozione, un trauma fisico lavora come un trauma emotivo o viceversa. Ci sono delle vie neuronali che si attivano nello stesso modo se tu soffri di dolore fisico o di dolore emotivo. Ciò cosa vuol dire? Che se andiamo all'esterno di noi e lavoriamo sul fisico e non funziona, dobbiamo lavorare sul trauma emotivo. Trauma con la T maiuscola, con la T minuscola. Non parliamo di qualcosa di incredibilmente grande, magari c'è stato un abuso, magari no, magari c'è stato un periodo di stress che può essere anche causato da un periodo magari di una pandemia. Guarda caso, molte persone arrivano da me dopo un periodo di pandemia, no? Tutto è iniziato da là. Ora, tutto quello che ti sto dicendo, tu dirai, ma come faccio a entrare nel mio inconscio? Dobbiamo entrare attraverso la consapevolezza, attraverso appunto capire che i meccanismi che stanno instaurandosi all'interno di te sono dati da un periodo di stress, un periodo di poca autostima, una caratteristica tua di voler controllare tutto, perché questo è ansia, questo è protezione, non è qualcosa che ti devi cambiare tu all'interno per guarire. Devi capire queste dinamiche, essere cosciente e dire ok, lo vedo tutti questi collegamenti, adesso mi prendo cura di me. Mi prendo cura di me esprimendo le mie emozioni, esprimendo quello che io penso e se c'è qualcosa che non va, di scriverlo sul foglio attraverso magari una scrittura terapeutica e andare avanti con questa idea che il tuo corpo è ok così, ma ti devi prendere cura del tuo bambino interiore, delle tue paure, delle tue ansie, capire da dove arrivano, perché non le hai ancora capite. Se sei arrivato qui e ancora soffri di dolori persistenti e sei immobilizzato da questa cervicale che più vai avanti e peggio funziona, è perché non stai capendo i meccanismi interni. Non perdere tempo, quindi andare dall'ennesimo fisioterapista, l'ennesimo osteopata che ti metterà a posto, no? Che ti raddrizzerà, perché quella roba là non funziona. O se funziona, funziona per la minoranza delle persone. E funziona forse se hai un problema acuto, tu non hai un problema acuto, hai un problema cronico, persistente dopo i 3 mesi, ogni terapista che si è formato in questo campo cronico ti dirà che il problema non è unicamente fisico, il problema arriva da diversi fattori, dallo stile di vita, da come viviamo, da come ci parliamo, da come dormiamo, dal lavoro che facciamo, ci piace, non ci piace, ok? Da tutta una serie di cose che può essere registrate nel nostro inconscio. Quindi sì, puoi fare dell'autoipnosi, puoi fare della meditazione, puoi anche non fare nulla. Essere semplicemente seguito magari da un terapista formato in questo che ti dica ok, io vedo questo in te, ci sono queste caratteristiche, le noti anche tu, inizi a fare i collegamenti e facendo questi collegamenti questo inconscio viene accudito e finalmente sente qualcuno dall'esterno che lo vede, che guarda questo inconscio e dice ok, c'è qualcuno finalmente che mi ascolta, c'è qualcuno finalmente che mi dà retta. Ora, se vuoi provare su di te per 5 giorni questo che ti sto dicendo, candidati alla mia challenge che faccio personalmente 1 a 1 per ognuno, non è un qualcosa di gruppo questa volta, qualcosa di io e te. Prendo 5 persone principalmente al mese
e ti spiego quello che c'è da sapere dall'inizio alla fine, e questi 5 giorni tu arriverai ad avere un miglioramento delle tue condizioni senza queste terapie qua. E il problema che magari tu pensi ci sia in questo che ti sto per dire è che non arriva poi a continuare questo beneficio se smetti. Una volta che la consapevolezza cambia il nostro inconscio, cambiano i nostri percorsi neuronali e quindi cambia l'attivazione della superficie del corpo. Cambiando quindi questo, cambia questo. Cambiando invece la superficie del corpo, l'interno non cambia. Ecco perché queste benedette terapie non funzionano nella maggior parte dei casi, a meno che non siano affiancate da un percorso di psicoterapia, se vogliamo, o un percorso di consapevolezza. Ed è quello che ti sto offrendo io, un percorso di consapevolezza mirato al corpo, mirato al dolore persistente. Fammi sapere nei commenti se c'è qualcosa che non ti è tornato in questo video, perché lo so che sono magari dei concetti molto astratti. Se stai soffrendo di cervicalgia, ti invito a questi 5 giorni da spendere perché noterai un immenso beneficio in quello che proverai sulla tua pelle, ok? Ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video ti abbia aperto una possibilità, perché ho visto cambiare tante persone attraverso questo approccio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!